Il rischio del pericolo per il passaggio delle grandi navi nella laguna di Venezia in questi anni è aumentato in modo esponenziale. Per questo non si può più aspettare e andrebbe immediatamente attuato quanto previsto dal decreto Clini-Passera. Per questo l'Associazione Ambiente Venezia ha pronto un terzo esposto in procura, patrocinato dall'avvocato Paolo Seno, elaborato già prima dell'incidente di domenica a San Basilio. Gravissimo rischio alla sicurezza della navigazione insito nel passaggio di queste grandi navi. Rischio che, trascorsi ormai 7 anni dall'emanazione del decreto Clini-Passera, è andato aumentando esponenzialmente. L'associazione ha già presentato 2 ricorsi, uno dei quali vinto in primo grado. Aumentando il traffico delle grandi navi, o parimenti all'aumento del traffico delle grandi navi, è aumentato anche il traffico locale, quindi del trasporto merci, del trasporto passeggeri, strettamente afferente alla città di Venezia. Per il legale il perdurare di questa situazione fa sussistere gli estremi di reato. Aumentando il traffico delle grandi navi, o parimenti all'aumento del traffico delle grandi navi, è aumentato anche il traffico locale, quindi del trasporto merci, del trasporto passeggeri, strettamente afferente alla città di Venezia. Dunque l'unica soluzione per l'associazione è vietare il passaggio delle grandi navi superiori alle 40.000 tonnellate. In questi anni non sono state predisposte le alternative, come invece chiedeva il decreto Clini-Passera. Gli unici progetti che hanno avuto un iter vero, serio, sono il progetto dello scavo del canale Contorta che è stato bocciato dalla Commissione di Via, e l'altro progetto che non a caso sposta l'approdo delle grandi navi fuori dalla laguna di Venezia, che è il progetto Duferco, che prevede appunto questo avamporto al di fuori della laguna di Venezia.